Castelfranco Veneto si gioca a pallavolo nel settore femminile da 40 anni. La società ha saputo rimanere sempre a livello regionale. I numeri sono sempre importanti, nel senso che abbiamo 150 ragazze grosso modo e facciamo tutte le categorie, anzi in alcune abbiamo 2 squadre, dal mini volley fino alla Serie C. Per quello poi che riguarda la Serie C, noi quest'anno abbiamo qualche speranza, non voglio mettere il famoso carro davanti ai buoi, però onestamente la squadra ci sarebbe, ha avuto un periodo iniziale con qualche sfortuna, però noi abbiamo molta fiducia in questa squadra e in queste ragazze. L'obiettivo è perciò dichiarato. L'Ital Project Giorgione vuole fare un bel campionato e se possibile spiccare il salto in B2. Sì, l'obiettivo è vincere il campionato, sono arrivate delle nuove atlete, la squadra è stata rivoluzionata. E le 6 titolari, sì, abbiamo avuto qualche infortunio all'inizio del campionato, quindi non è stata proprio una partenza facilissima, comunque adesso stiamo cercando di integrarci bene e cercare di riprendere a giocare come dovremmo fare. Più cauto invece il tecnico Tostello, che per ora mette le mani avanti. Diciamo che la società non ci ha imposto nessun obiettivo specifico, però in generale tentiamo sempre di mantenere una posizione di alta classifica come obiettivo di base. Poi se dovesse anche verificarsi il fatto di ottenere un risultato positivo per l'altro non ci dispiacerebbe chiaramente. L'Ital Project viaggia ora in seconda posizione, ad una lunghezza dalla vetta della classifica. L'affiatamento del gruppo potrà fare presto la differenza. Sì, no, l'Atmosfera è un gruppo molto legato, anche le ragazze ultime arrivate quest'anno sono state integrate molto bene, un gruppo affiatato, quindi essendoci questo affiatamento anche in campo poi ci si trova meglio a giocare insieme. Alcuni atlete dell'Ital Project Giorgione arrivano direttamente dal settore giovanile, una conferma della bontà del lavoro svolto nel vivaio. Certo, una grande soddisfazione anche perché comunque penso che ogni giocatrice speri di andare in prima squadra. E visto che comunque la Serie C per noi ragazzi è abbastanza un traguardo importante, ci prepariamo anche per andare in B2, perché comunque puntiamo, abbiamo tante persone nuove, brave e quindi vogliamo fare un buonissimo campionato per divertirci anche insieme. Nel giovanile è il tecnico Tostello a spiegarci come si imposta il lavoro fra le varie squadre. Un obiettivo è quello appunto di tenere legate le prime squadre con le squadre più giovani. E nello stesso tempo siamo un nucleo di allenatori che in qualche modo ci coordiniamo e quindi di conseguenza diciamo, l'obiettivo generale è comune. È vero però che per puntare alla promozione al Giorgione in Serie C quest'anno sono arrivate 2 atlete dal Cassola. Beh, è una società che basa tutto sul giovanile, cioè cerca anche la prima squadra di formarla con ragazze pescate dal vivaio, quindi punta su questo. Infatti quest'anno il fatto di comprare giocatrici dall'esterno è stata una politica nuova per la società, però è una società che comunque ha un giovanile molto forte. La Pallavolo Giorgione festeggia quest'anno i 40 anni di attività. Anche il settore femminile, come il maschile, vorrebbe farsi un bel regalo. Io personalmente vorrei regalarmi una promozione in fase nazionale, o con l'una o con l'altra squadra o anche con tutte e due se fosse possibile. Speriamo, questo è quello che noi vorremmo quest'anno, poi se viene bene, se no continuiamo sereni come prima, insomma non abbiamo problemi. Siamo abituati sia al positivo che al negativo.